Il Gran Premio d'Italia, il quinto più antico del mondo, fu quasi sempre corso a Monza. Nel 1946 furono ripristinati i Gran Premi d'automobilismo, adottando la nuova formula internazionale, presto rinominata Formula Internazionale 1. Fu proprio in Italia, il Gran Premio del Valentino di Torino, che il 1 settembre 1946 si disputò la prima gara di Formula 1 della storia, vinta dall'Alfa Romeo 158 di Achille Varzi. Nel 1947 tornarono i Gran Premi nazionali, tutti secondo il nuovo regolamento di Formula 1, Svizzera, Europa in Belgio, Italia e Francia. Monza non poteva accogliere il Gran Premio perché il circuito, che era stato usato come deposito militare e che vide una parata con carri armati, aveva l'asfalto compromesso. Fu scelta Milano. Scartato il circuito del Parco Sempione perché troppo tortuoso, si optò per un tracciato che comprendesse i viali attorno all'ex Fiera Campionaria, vicino allo storico stabilimento Alfa Romeo, ossia le vie o viali Alcuino, Duilio, Boezio, Cassiodoro, Senofonte, Spinola, Berengario e Ginardo Colleoni fino a piazzale Damiano Chiesa, per un totale di 3.447 metri. La gara, prevista su 100 giri, si disputò il 7 settembre. L'Alfa Romeo schierava 458 per Varzi, Trossi, Sanesi e Gaboardi. Maserati era rappresentata da diversi team privati con piloti come Luigi Villoresi e Alberto Ascari. Le qualifiche videro Consalvo Sanesi conquistare la pole position in 1 minuto e 44 secondi, seguito da Trossi e Villoresi. La gara, disputata davanti a circa 100.000 spettatori, iniziò con Trossi al comando. Dopo vari ritiri e problemi tecnici, Achille Varzi risalì fino alla leadership, ma il team Alfa Romeo aveva già deciso che il vincitore doveva essere Trossi. Varzi rallentò per permettere al compagno di raggiungerlo. Negli ultimi giri i due diedero spettacolo, correndo affiancati, finché al 91esimo giro Trossi prese definitivamente il comando. Sul traguardo Trossi celebrò la vittoria rallentando e alzando le braccia, lasciando però intendere di non aver realmente battuto Varzi. Solo 9 delle 23 vetture al via conclusero la gara e l'Alfa Romeo occupò le prime 4 posizioni. Il conte Carlo Felice Trossi, ingegnere e imprenditore, ottenne così la sua prima vittoria in una GP. Figura chiave anche nella nascita della scuderia Ferrari, morì prematuramente nel 1949. Quel circuito milanese non fu mai più utilizzato e oggi non resta nulla, neppure dello storico stabilimento Alfa Romeo del Portello.